14.000 euro in contanti è il bottino della rapina a mano armata compiuta verso le 9:40 di venerdì da un rapinatore solitario alla sala slot Crystal Gaming Hall di Torri di Quartesolo in via Brescia. L'uomo si è presentato a uno dei dipendenti della sala giochi e scommesse con in mano una pistola e si è fatto consegnare i soldi appena scaricati, pare, dalle slot. Mi sorprende un po' che ci fosse tutto quel liquido, almeno per quello che se ne sa, ci sono circa 14.000 euro, che ci fosse tutto quel liquido disponibile. Ecco, mi sorprende un poco e effettivamente queste attività possono attirare azioni di questo tipo. Dall'accento sembra che il rapinatore fosse italiano, indossava un cappello e una sciarpa. Saranno le telecamere interne ed esterne al centro scommesse ad aiutare forse i carabinieri di Torri e di Vicenza che stanno indagando sulla rapina insieme alla polizia locale. Il malvivente, dopo essersi impadronito della importante somma, ha chiuso i dipendenti in una stanza ed è quindi fuggito in bicicletta.